il fonico più sexy del mondo. È Stefano Pivato. Oh my god, it's awesome. It's so big. This is the biggest cock I've ever seen in my life. Questo è il cocco mio. La panza è tutta una questione di fascino. Si va? Tsunami. È tutta una questione di fascino. Le ragazze vanno via di testa. Sì, sì. Io le sengaina con la panza. Sì, te dici? Sì, sì. No, ma perché secondo me così io puoi sentirsi che poi magari anche io di più, non da badare a linea, perché dice, sì. se io ho la panza posso averla anche a me. Per stesso principio, non puoi lamentarsi. È la prima volta che esco con una tipa che scorreso sempre addosso. Subito a proprio agio. Così, no, esatto, dopo dicendo che puoi fare liberamente anche a EA tutto quanto. Ti sembra giustificato. Sì, no, ma mi sì, ma in più giustifico anche a EA che... Esatto. Poi allora meglio se quando ti si letto con EA che ti scorresi o potevi lasciare coperte, no? E a un certo, cioè bisogna dipendere anche da tosa a tosa, però se ella ti ama veramente si mette a ridere, se tutte tecniche per capire se è amore vero o se magari con tipo a motivo di interesse. Mi tantissimo farla potente e non alzare querte, ma buttare sopra la testa direttamente, sì. Che cambia qualsiasi possibilità di respirare, oltre che cose diverse oltre allora qua in the countryside. Le panocce bei alte, l'estate che scocca. Sanchez, sanciscimi qualcosa. Veramente solo bestemmie, per cui è meglio che non lo dica. Come va qua con il banchettame? Qua siamo una tenda lì di tutti i settori, tra cui questo. Sciucca? Anche adesso si può dire. Allora? È meglio umana. Quante ragazze vuoi limonarti questa sera, Sciucca? Se arriva dopo il concerto. Merda, dai, che merda che è? Hai sentito cosa ho detto? Cosa? Che avevo a fare gli ordini nuovi per le magliette. Ancora? E Pier mi fa: adesso te lo faccio io il frugone, fratello, la lista. E domani mi fido di più di Zemba. Anche ieri merda fa. Beh scusa, prima arrivo faccio che se sculaccia verdi, no, finite. Non finite. Ma che cazzo dice uno scatolone intero dentro? Una froccia di S che c'è. E io ho chiesto quella donna, sì o no, ho chiesto quella donna. Chi prima arriva, prima ordina. Pier. Alunne. Spostati se no ti inculo. Va bene, dai. Non farmi troppo male. A lui ci piace. A lui ci piace. Nella grande merda. Sciucca che riprende con me, Non fare male a Oscar. Ma tu comunque. Oscar, dammi un bacetto, dai. Dammi un bacino. Sai eccita. Guarda che squarcio. Che squarci. I colli ugani. Va bene, dai. Fantastici. Ti piacciono i colli ugani? No, i colli ugani di Castile. Faria 10 ville là se avessi iscritti. Anche a me. Ti faccio vedere un buco del culo. Che scemo! Sei tanto brutto però, Sciucca, hai un effetto tipo Photoshop per la telecamera che facciamo un po' più bello questa merda, bruttissima. Sì, è una roba, però è difficile se non presa male. Maestro, c'è un problema. Ti devi insegnare massa bene i tosi come si fa. Infatti Sciucca è uno dei tuoi più grandi allievi e che impara benissimo e non c'è nessun problema. Discrezione soprattutto. Però a Pier ti ha insegnato talmente tanto bene che... No, almeno... Sì, caricami. Quello che è qua. Ma è un cazzo. Chi? No, approfitta, l'errore fondamentale è approfittare del tour dei Rumatera per limonare e non scaricare quello che... No? È una giustificazione, anche perché gli altri diciamo te, muore mattina, morte fiera, quindi se uno deve limonare è sempre giustificato. Assolutamente. Quindi è una furbata ma proprio, se uno meschina tra l'altro. Anche un trocanotto, pur di non scaricare il palco, non va bene. Però diciamo che nella nostra ottica sei comunque giustificato. Cioè non va bene perché sei meschina. Il problema è che sei meschina e l'altro problema è che non ha capito bene come si fa le robe e mi sono di aspettare il momento propizio, prepuzio. E fare come me se le fa e poi aiutano loro, anche le femmine danno una mano a scaricare. Bravo. Sì, sta bravo.
però vai Mona. Ragazzi, io mi offro come vittima sacrificale da montare in macchina con le di Poison. Vivi tu però la macchina direi. No, col cazzo.